Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti a casa e buonasera anche al nostro graditissimo relatore. Al convegno legale di questa sera parleremo di aziende, di energia e soprattutto avremo un grande occhio di riguardo al mondo dell'idrogeno. Con noi questa sera c'è il presidente Andrea Boss, assolutamente titolato a parlare dell'idrogeno proprio perché è presidente dell'Hydrogen Park, nonché vicepresidente di Confindustria Veneto PMI con delega all'energia ed anche membro della Commissione Energia del B20. Quindi abbiamo una persona che sicuramente conosce correttamente questo comparto. Buonasera Presidente Andrea Boss, è un piacere averla qua con noi. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Benissimo Presidente. Dato che so che siete sempre tutti molto impegnati in questi ambienti e visto il periodo che è molto caldo, soprattutto per voi nel comparto energetico, andiamo subito alle domande. Presidente Andrea Boss, allora facciamo subito un volo di rondine, cerchiamo di capire come sta il comparto aziendale nel rispetto anche dell'energia, come lei che ha polso, che conosce tutti i vari confindustriali, che è sempre a contatto con i vari imprenditori, che cosa ci può dire? Il tessuto industriale in questo momento è particolarmente sensibile rispetto al tema energetico, è un tema caldo ormai di valenza geopolitica, ma già prima degli eventi che tutti noi conosciamo, dal punto di vista industriale c'era una notevole sensibilità, fin dalle piccole e medie imprese, per effettuare una transizione verde piuttosto rapida, non necessariamente attendendo i fondi del PNRR, ma in molti casi addirittura già utilizzando fondi propri per una transizione rapida e verso tutte le fonti verdi. Il punto ideale d'arrivo è quello di un mix di fonti che dà flessibilità nell'accesso all'energia per il sistema paese e per il sistema industriale e permette di traghettarci dalle molecole carboniose alle molecole ambientalmente compatibili, anche rispettando la tassonomia europea. Consideri che Hydrogen Park riceverà più di 100 contatti solamente la nostra società al mese per avere indicazioni da un lato su come accedere ai fondi del PNRR, ma soprattutto dall'altro come integrare la transizione verso la molecola verde e l'autoproduzione di energia, con un fortissimo impulso sul sistema industriale. Questo probabilmente non è trasferito mediaticamente, perché sono qualcosa che alle volte rimangono nelle nostre stanze, ma è un'ottima occasione questo per trasferirlo al sistema. A volte la preoccupazione che il sistema industriale sia sclerotizzato in posizioni antiche è assolutamente distante dal modo di agire dei nostri imprenditori, ma non solo veneti, anche su base nazionale, che ha un grandissimo vantaggio anche al sud con un'altissima producibilità fotovoltaica. Quindi il sistema paese e il sistema industriale insieme rispondono in modo molto vigoroso rispetto alle disegni di transizione, a volte superiore anche a quello di stati a noi limitrofi. Molto, molto interessante. Presidente Andrea Boss, lei ha proprio già parlato e ha annunciato proprio una domanda che per me è molto, molto interessante. Ha parlato proprio dell'Hydrogen Park. Ci può un po' descrivere di che cosa si occupa? Perché è una attività altamente innovativa che potrebbe dare una spinta molto importante alla nostra società e al nostro comparto energetico proprio in questo periodo di altissima difficoltà. Sì, Hydrogen Park nasce nel 2003 da un'idea di una piattaforma energetica europea che allora già si portava avanti basata sul vettore idrogeno. Per circa fino al 2016 di fatto ha operato su scala industriale sperimentale con 12 progetti per 21 milioni di euro di investimenti che spaziano dalla mobilità leggera al testing all'interno di una centrale a carbone di un combustore della Baker Hughes per generare 16 megawatt di energia utilizzando l'idrogeno che a quell'epoca era un residuo di produzione di un processo industriale di prossimità, ovvero uno dei primi esempi di economia circolare ante litteram e altri poi sperimentazioni nell'ambito dell'idrogeno in ambito portuale. Tra i soci annoveriamo Eni, Confindustria Venezia Rovigo, Confindustria Veneto, Electricité de France tramite la controllata Edison, Sapio ovviamente leader italiano per l'idrogeno e altre aziende del settore. Questa composizione in ambito sociale ha permesso di realizzare e prendere decisioni nell'ambito del perimetro del sito di interesse nazionale di Porto Marghera di sperimentazione di taglia su scala industriale che ha permesso di fatto di consegnare la verifica della progettualità e la compatibilità dell'idrogeno con un grande sistema industriale complesso come quello di Porto Marghera, che dispone anche di un porto che è un punto d'accesso sia per l'importazione che per l'esportazione, sia
di materie, come ben sappiamo, ma in futuro potrà esserlo anche di energia. Molto interessante, è una grandissima ramificazione. Presidente Andrea Boss ha proprio parlato anche in questo caso di un altro argomento che vorrei proprio affrontare con lei, e cioè dell'Europa. Vorrei introdurre l'argomento di Bruxelles, che leggo dai vari articoli si sta lanciando nel mondo dell'idrogeno, per cui vuol dire che in Commissione europea Ursula e i vari player che si occupano di energia si stanno interessando fortemente a livello anche normativo, proponendo quindi di accedere e di spingere, di utilizzare delle risorse per sviluppare questo comparto, compreso anche l'Hydrogen Valley. Lei che è del settore ci può un po' spiegare da che parte vuole andare Bruxelles e che idea ha? Un piacere. L'Europa per l'energetico. Noi dobbiamo confrontarci con il sistema europeo per trovare un'integrazione crescente rispetto all'approvvigionamento e ai sistemi di compensazione del fabbisogno energetico, cosa già presente nelle reti elettriche, ma che dovrà necessariamente vedere un'ulteriore integrazione. Sul piano dell'idrogeno, l'Europa ci pensa già da oltre 20 anni, ai tempi di Jeremy Rifkin, che poi diverrà consulente della futura cancelliera tedesca Angela Merkel. L'Hydrogen Park in questo senso ha fatto un lungo percorso che è cominciato appunto dalla Germania, per passare a Bruxelles, per andare a vedere oltre Atlantico poi quale fosse lo schema di movimento in ambito energetico su scala globale, per poi rientrare nel perimetro italiano e trovare grande supporto sia dal Ministero delle Infrastrutture che dello Sviluppo Economico, dove si è convenuto come il punto di applicazione della strategia energetica europea dell'idrogeno, basata sull'Hydrogen Valleys, fossero i distretti altamente energivori italiani, che in Italia sono circa 101, in Veneto 17, 15 a seconda di come li calcoliamo. Questo ci ha dato una tessera di applicazione della strategia energetica europea, perché il sistema industriale e produttivo italiano ha delle specificità di processo e orografiche che non lo rendono facilmente confrontabile con il sistema tedesco. Quindi il modello europeo, che spesso si ispira a delle ottime idee anche realizzate in Germania, deve essere necessariamente declinato sulle specificità del nostro paese e dei nostri territori. In questo senso riceviamo la strategia dell'Hydrogen Valley. L'Hydrogen Valley che cos'è? Di fatto l'Europa ti dice, quando tu hai una fonte rinnovabile, una capacità elettrolitica, quindi la capacità di produrre idrogeno, un sistema di stoccaggio e una microgrid d'area, quindi qualcosa per distribuirlo in prossimità al punto di produzione, a quel punto è un Hydrogen Valley, il primo polmone pulsante. In questo caso, devo dire, con grande lungimiranza, l'Unione Europea ha pensato a un modello diffuso nei territori, dove ogni territorio ha un progetto di produzione, che quindi da un lato potrà distribuirlo rendendolo molto più elastico, perché nel futuro ovviamente questi Hydrogen Valley si verranno interconnesse e quindi dove ci sarà eccesso di produzione potrà essere assorbito dove c'è maggior domanda. Certo. E dall'altro avendo un punto, una considerazione rilevante rispetto alle piccole e medie imprese, ovvero un conto è realizzare un grande progetto centralizzato, altro è distribuirlo nei territori, quindi dall'industria civile alla meccanica di precisione, alla chimica, avranno uno sviluppo sui territori. In questo contesto è una grandissima opportunità per l'Italia, che ha il 98-99% circa di piccole e medie imprese, sì, che raccolgono una parte rilevante dell'occupazione nazionale. Molto interessante. E proprio a fronte di questo, in una breve chiacchierata che abbiamo fatto insieme, mi è saltato all'occhio un argomento che lei aveva toccato durante il nostro incontro. Presidente Andrea Boss, ci può spiegare allora, a fronte di questo comparto in continuo sviluppo, che cos'è l'Hydrogen Hub che voi state mettendo a terra e che sembra dare grosse opportunità a tutto il comparto aziendale? Certamente. Definizione veloce, l'Hydrogen Hub è un punto di scambio energetico domestico internazionale che permette di approvvigionarsi per le differenze mancanti al sistema o eventualmente di esportare un eccesso stoccato. Ma entriamo nel dettaglio, a cosa serve? Il progetto europeo dell'Hydrogen Valley mira a una produzione domestica e organica di idrogeno, quindi progressivamente creiamo nuovi Hydrogen Valley distribuiti nel territorio. Ciascuna produrrà delle quantità di idrogeno che in parte saranno assorbite dalla domanda del territorio, in parte potranno essere ritrasferite altrove ove necessario. Ora, questo processo, che chiaramente è virtuoso, è un processo che ha delle tempistiche. In realtà, per
accelerare la transizione verso la molecola verde, noi dobbiamo garantire alla grande industria un accesso potenzialmente illimitato alla molecola. Pensiamo ai grandi soggetti energivori e gasivori. Possono facilmente sostituire la loro domanda di molecole carboniose con la molecola verde dell'idrogeno. Ora, per poter fare una transizione tecnologica e fare degli investimenti in capitale fisso a grandi forni, combustori e quant'altro, la grande industria deve essere certa di potersi approvvigionare della molecola. Diversamente, come potrà mai pianificare degli investimenti già a medio termine? Il progetto del Lab, di cui ho visto tra l'altro con piacere essere replicato in Canada, negli Stati Uniti e in Australia, che sono tra i pionieri della distribuzione e produzione dell'idrogeno per usi industriali, non come molecola da gas tecnico, proprio per uso come vettore energetico. In questo contesto noi riusciremo di fatto, utilizzando il modello di approvvigionamento che conosciamo logistico, è quello degli idrocarburi, a importare le quantità addizionali che il nostro sistema, di cui il nostro sistema industriale abbia bisogno, per garantirlo alla grande industria. Si pensi che solamente nell'area di Porto Marghera ad oggi abbiamo circa 100.000 tonnellate di idrogeno prodotto e consumato. Al 2026 già si pianifica di quasi triplicare la domanda organica del sistema, rebus sixtantibus, cioè solamente con quanto è oggi noto che sia approvato e pianificato negli investimenti delle aziende, quindi stimiamo che questo valore sia molto più elevato. Di Porto Marghera sono 2.200 ettari, quindi è un sottoinsieme della provincia. Ora allarghiamo questo al Veneto e poi alla Lombardia, al Friuli Venezia Giulia, è facile intuire quale che sarà la domanda. Non potremo mai raggiungerla così rapidamente con una produzione organica di Hydrogen Valley, ma potremo diversamente accoppiare l'approvvigionamento sul modello degli idrocarburi, che è quello di importare l'idrogeno o vettori dello stesso, vettori intermedi dell'idrogeno, per poi ridistribuirli alla grande industria, che potrà a questo punto facilmente pianificare investimenti. Questo di fatto accelererà molto la transizione, perché quando alla grande industria sarà consegnata la quantità di molecole necessaria, di fatto tutti gli altri settori inseguiranno questo, compresa la mobilità, di cui come sappiamo già Venezia pianifica di avere autobus idrogeno nel 2023. Molto interessante, molto, molto interessante, che veramente... Se posso, Prego. un punto che nel molto che a volte c'è da dire. Questo modello non è un modello, è un modello che nasce a Venezia, viene consegnato al sistema industriale, ma non vuole essere un modello di Venezia. È un modello almeno per il nord-est, ma che deve essere consegnato anche al nostro sud. Il nostro sud Italia ha un grandissimo vantaggio rispetto a tutta l'Europa, che è la più alta producibilità fotovoltaica del continente, oltre a una minore intensità industriale. Quindi questa opportunità ci permette di pensare a un eccesso di produzione di idrogeno che potrà essere inizialmente o ritrasferito al sistema industriale più energivoro del nord e diversamente in futuro, man mano che la produzione organica aumenti, anche essere esportato. Quindi cambiare il segno della bilancia commerciale ed energetica del paese in quel settore, con un grandissimo impatto anche di investimenti in capitale fisso e di occupazione addizionale nel nostro sud. Sì, che ne avrebbe assolutamente necessità. Presidente Andrea Bossi, le farei un'ultima domanda, proprio anche a fronte di quello di cui ci ha appena parlato. Possiamo porre in qualche modo a confronto, data la sua conoscenza, il mondo dell'idrogeno verso il mondo energetico di derivazione carboniosa, anche dando, se possibile, un'idea magari di qualche cifra per capire anche il livello di convenienza, perché alla fine dei conti dov'è che si comincia a avere anche un break even, insomma un vantaggio avere l'idrogeno, e anche magari qualche idea di tempistica che immagino saranno assolutamente accelerate a fronte della necessità di energia che c'è in questo momento e a fronte della guerra in Ucraina. Allora, partiamo da un dettaglio per vedere già la convenienza dell'idrogeno ad oggi. Si consideri che oggi l'idrogeno verde consegnato è il più costoso che vedremo mai nella storia, ovvero da qui in poi i prezzi tenderanno progressivamente a ridursi, ma in modo significativo, prima dimezzarsi, poi dimezzarsi nuovamente e infine diventare competitivi ancora prima della certificazione environmental, quindi del consumo di CO2 fatto da altre molecole, quindi meramente come costo industriale. Ma possiamo già osservarlo, se noi andassimo a fare rifornimento di idrogeno verde in un distributore del nord Italia, potremmo, senza fare pubblicità a qualche produttore di autovetture, ma pensiamo a una macchina giapponese che in questo momento è la più diffusa sul mercato,
carica 6 kg di idrogeno. Questi 6 kg di idrogeno costerebbero meno di un equivalente pieno da 60 litri per una media berlina di diesel, circa un 20-25%. Facendo sugli 700 km, 800 km? Sì, con una performance chilometrica paragonabile, confrontabile, di pochi punti percentuali in più o in meno a seconda dello stile di guida. A questo punto noi già oggi osserviamo, rebus extantibus, che l'idrogeno a un prezzo che sarà il più alto che noi ricorderemo nella storia è conveniente rispetto all'approvvigionamento di CO2. Incredibile. Questo senza considerare l'impatto ambientale che ha avuto quella molecola carboniosa per essere consegnata nel serbatoio di un'autovettura, quindi fermandosi meramente al mero costo per il consumatore. Questo è dal punto di vista del dettaglio, quindi quello che possiamo osservare tutti i giorni. Poi possiamo osservare il quadro più ampio, che è quello che forse in realtà interesserà veramente tutti alla fine. Noi oggi abbiamo un sistema di consegna di molecole carboniose diffuso dalle nostre abitazioni con il gas, le autovetture nelle strade, le navi, gli aerei, la grande industria. Questo sistema che noi osserviamo non è un problema, è un'opportunità per il sistema industriale e dei consumatori. Noi abbiamo un sistema distributivo perfettamente rodato, che è la nervatura, forse il sistema circolatorio del sistema, che consegna energia a tutti. Benissimo, noi dobbiamo utilizzare questo sistema che esiste e traghettarlo verso la transizione verde, integrando la tecnologia e le specialità di processo dell'idrogeno. Faccio un esempio pratico. Noi a Venezia abbiamo già un progetto finanziato dall'Unione Europea, piuttosto rilevante come quantitativo, per il liquid natural gas, quindi per la consegna di gas naturale. Benissimo, dopo un lungo processo di analisi e verifica abbiamo individuato con un aumento di costo che possiamo stimare del 5% sull'investimento pianificato e già finanziato, possiamo renderlo hydrogen ready. Quindi noi avremo una infrastruttura per la consegna e lo stoccaggio del gas, che potrà parimenti ricevere anche idrogeno sui vettori intermedi, e quindi noi tratterremo all'interno del perimetro anche di competenze occupazionali, di investimenti in capitale fisso, quanto fino ad oggi è stato costruito, e prolungheremo la vita dell'investimento probabilmente di 20 o 30 anni. Il modello da cui proveniamo degli anni 80 e 90, in cui c'era questo contrasto tra l'idea di una transizione verde e la grande industria e l'utilizzo delle carboniose, è un modello che non è destinato a svilupparsi. Noi ad oggi abbiamo un sistema industriale che va preservato sia negli investimenti che a livello occupazionale. Ora, tutti noi sappiamo che tra il momento in cui un investimento non è più profittevole e il momento in cui questo un altro investimento che verrà pianificato, che potrebbe essere quello verde, andrà a mercato e avrà la capacità industriale di essere equivalente a quello che andiamo a distruggere, c'è uno iato temporale, c'è un tempo in mezzo. Questo tempo che noi affrontiamo è quello che vuol dire distruzione di PIL e distruzione di occupazione, più impatto nel sistema bancario ed altro. Invece noi dobbiamo creare una continuità e cogliere l'opportunità della nervatura che abbiamo nel sistema industriale e dei consumatori. Farla diventare un'opportunità. Che io consegno molecole carboniose. Molto interessante. Ma come lo producete l'idrogeno, per curiosità? L'idrogeno verde viene prodotto per elettrolisi, quindi si prende l'acqua, la si colpisce con un elettrone, elettrolisi, la H2O, giusto, quindi un ossigeno e due idrogeni, si libera l'ossigeno nell'aria come fosse un albero e si trattengono le molecole di idrogeno. A questo punto abbiamo l'idrogeno. Quando poi lo usiamo in combustione, a qualunque titolo, anche semplicemente bruciandolo, l'ossigeno e l'idrogeno rivede l'ossigeno, si incontrano, si riuniscono, diventano nuovamente una molecola d'acqua e rilasciano un elettrone, quindi energia che viene utilizzata per vari utilizzi. Lo scarico, il residuo di questo, i gas di scarico che sono una macchina, è vapore acqueo. Quindi noi prendiamo acqua, liberiamo ossigeno, trattoniamo idrogeno, ribruciamo l'idrogeno e restituiamo acqua all'ambiente. Quindi quando si pensi che diciamo sì, ma useremo l'acqua per fare il carburante, certo, la usiamo inizialmente per fare il carburante, ma la quantità che prendiamo la restituiremo poi sotto forma di vapore acqueo. Lo scarico, per intenderci, si può bere a valle della combustione. Quindi il processo è virtuoso e perfettamente circolare e non impatta a livello ambientale sugli stock fondamentali di acqua e di altri materiali necessari al funzionamento del sistema mondo e paese. Interessantissimo, e fra l'altro è stato veramente chiarissimo. Presidente Andrea Boss, la ringrazio molto per il suo contributo e spero ci saranno nuove occasioni. Grazie ancora e buonasera. Grazie a voi, è stato un piacere. Un saluto a tutti gli amici a casa e buonasera.